Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, come Dore Veneziano, siamo in Bahrain, seconda tappa del mondiale, purtroppo pensavo di aver registrato la qualifica e invece no. Ho fatto una gran qualifica al settimo posto senza sbagliare nulla, e fatalità, non si registra, grazie Nvidia Shield, e andiamo. Vai raga, vai che subito ci involliamo. Vai vai che voglio fare ancora punti qua in Bahrain, notturna, mi gasa. Buono, buona partenza senza contatti per me, finalmente. Ok, quinto posto. Adesso inizia a fare il difficile perché le Ferrari e le Mercedes se ne vanno già, secondo me. Guarda qua, Raikkonen onestamente ha frenato troppo per i miei gusti. Quarto posto, vicino al podio, incredibile, incredibile Beppe, incredibile. Sta sognando il piccolo Grosjean. In questa curva stavolta l'ho presa male. In qualifica mi ha salvato quella che è una delle mie curve preferite, lasciatemi questo termine. Però nel giro secco l'ho presa bene. Mamma mia che schifo di Q. Madonna, no ragazzi, calma. Primo giro veramente pessimo purtroppo. Non un gran primo giro. E adesso superare sti stronzi è praticamente impossibile. Devo più pensare a difendermi dagli altri. Vabbè. Spero che siamo a livello esperto, penultimo. Questo è un allenamento per F1 16, speriamo bene, speriamo bene. Beh, primo giro tranquillo, nessun ritiro, molto bene. Primo giro è sempre meglio non aver bagarre, non si sa mai. Carburante normale, ragazzi, i primi tre se ne stanno andando, ma fioi, è anche normale. Cioè, è la realtà, fioi. La Haas sicuramente non può competere con questi monoposto. Facciano un po' di pali, molto bene. Bene notturna al Bahrain. Mi gasa il Bahrain di notturna. Una gara abbastanza favorevole di solito, eh. Spero di non fare effetto tappo dietro, teoricamente no. Merda. Pattinata come indiana, tipica. Raikkonen, no, Vettel in realtà è dietro. Ho letto male, Raikkonen davanti. Dai, stiamo recuperando in realtà. Bravo Kuma. Blowjob, come blowjob. Dai che ci scopiamo Sara o Tori. Facciamo un bel risultato anche qua. Madonna, appena detto, già distratto, vaffancuore. Vabbè, siamo ancora là, per il momento dai, ancora non perdiamo troppo. 2 secondi e mezzo sono ancora recuperabili. Anche se ripeto, loro sono 1000 volte superiori. Cioè, le Mercedes poi ancora di più, Raikkonen sta tenendo bene. Io devo stare sopra il secondo per evitare il DRS. Va bene. Va bene, porco. È un po' porco il mio ingegnere, ragazzi. È un po' un depravato, però va bene, dai. Accettiamolo con serenità e umiltà. Non stiamo guidando male per il momento. Dio Cristo, come stai zitto, però. Mamma mia, appena parlo vai di gufata, oh. Che se in realtà ha fatto il miglior settore, attenzione. Non ci credo. Però non mi sono gufato, dai. Attenzione signori, il Kuma comunque sta girando in maniera interessante. Non farò sicuramente il fastest, però intanto li vedo ancora, e già questa è una soddisfazione per me. Devo tenere Vettel a più di un secondo, se no quello mi supera a secco. Che non devo sbagliare niente, è difficile tenere la concentrazione.
Ancora giro record. No! Ma puttana di quella troia di merda, non ci credo. Ma vedi, questi sono i miei problemi. Posso fare anche una bella sessione e butto via tutto con un errore. Messo devo andare di miscela elevata. Ma Dio Cristo. Ma guarda che bel giro che avevo fatto. Ma va a cagare, va. Vaffancuore. Giro record di Kimi. Devo tirare come un disperato. Mi ero preso un buon vantaggio. No. Devo fare la cappella, Dio santo. Cagarda. Vediamo come giriamo adesso. E ormai se ne sono andati però le merdacce. Lo può usare il DRS, eh? Nessun ritiro per il momento. Mancano 10 giri. Ma non può rompere qualcuno davanti, no? Dalettone, foratura, no. Forse non giro miscela veloce per recuperare quell'errore scandaloso che ho fatto nel terzo giro. Per il momento teniamo però. Palla un po' rischiata, attenzione. Vabbè, non male, dai. 1 e 2, sto recuperando su Vettel che chiaramente i primi 3... Per verità, sono a 4 secondi, non sto prendendo le bombe. Però... Ok, giro andato. Adesso rimettiamo miscela normale, perché sennò perdiamo il carburante. Vai. Loro sono più veloci, loro hanno Mercedes e Ferrari, raga, cioè. Per arrivare qua sarebbe già un sogno, eh. Sarebbe già il The Dream. Buono, buono, buono. L'importante è tenere dietro il Bibitaro Vettel. 1 e 4, perfetto. Potevo farla sicuramente meglio, ma va bene, dai. Accontentiamoci. Chi si accontenta gode. Chiaramente non è prevista pioggia, ragazzi, in Bahrain, insomma può piovere, ma sicuramente non oggi. Mi spiace per la qualifica, veramente una sfiga solita mia. Dopo un buon giro, arrivare settimi sicuramente non è un'impresa semplice, eh. Poi i fuochi d'artificio vanno avanti di continuo, non vada a spese Bahrain. Mamma, qua ragazzi, se prendi il paletto è finita, eh. Non riesco a migliorare il mio giro, speriamo. No. Giro record di Gigi. Giro record di Hamilton. Giriamo circa un secondo più lenti, non male. Non male come, non male. E qua comincio a vedere il primo degrado gomme, eh. Faccio più fatica a tenerla, ragazzi, eccola qua. Me ne sono accorto subito. Infatti ho perso 1 secondo e 4 in un mezza curva. No, mezza curva no, però mezzo giro sì. Cristo santo. Degrado gomme pazzesco. Vediamo, posteriori andate, anteriori quasi. Non bene, non bene. Però sarebbe fondamentale questo quarto posto, eh.
Buono Kuma, buono, buono, buono. Un decimo però, cazzo. Ho perso tanto, ho perso. Nell'ultimo giro ho perso tantissimo. Aspetta, vai box, no. Sì, sì, box, box, box. Box per il Bibi. Box per il Bibi Tarus. Siamo terzi, non ti box anche. No, una Mercedes, non ho capito chi, però mi sembra Hamilton. Ecco, ora per guardare questo ho anche sbagliato. Bravo Kuma, il solito rincoglionito. Chiaramente aveva 6 secondi di vantaggio Hamilton, quindi sicuramente non posso superarlo in pista anche perché ho le gomme finite. Dobbiamo sperare nel traffico, in qualche bagaglio, nella classica bagarotta. Benissimo. Verstappen è bello dietro per il momento, se non faccio cagate magari. Eccola qua. Non ci sono più le... Box, box, devo andare un giro prima, box. Degrado completo, sì sì, degrado incredibile. Da quello che ho capito nella mod hanno anche messo il degrado per ogni macchina diversa, non lo so onestamente, se è così. Sinceramente non penso, perché sarebbe veramente stracciata, però c'è da dire che in 2 giri proprio le gomme si sono completamente distrutte. E questa non è una cosa buona, chiaramente. Sì, vabbè, vieni tu a guidare la stronza, scusa, ce ne so. E tanto il figo. Vieni tu. Ok, box, box, box. Eccoci qua. Vai. Le Mercedes, eccole qua, loro chiaramente hanno già finito la sosta. È normale che sia così. Ai box anche Verstappen, vediamo se riusciamo a tenere la quarta posizione in gara. In griglia, ciao, come è andato? Dai, veloci. Molto bene. Siamo quarti per il momento. Non penso. Sarà durissima, eh. Attenzione Vettel, vediamo se la strategia c'è. Mamma, siamo là. Grandissimo, come tienila. Porca puttana, Vettel ce l'ha fatta. Devo superarlo in pista. Devo superarlo in pista. Non sarà semplice. Il come si butta stile Melbourne. Lui Vitaro sarà quasi impossibile prenderlo se non andare a miscela elevata e cercare di fare il miracolo. No! Mamma mia. Dai, vai, 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 vai. Mamma mia, ragazzi. Qua va bene un attimo e spacchi tutto, è pazzesco, eh. Qua mi butto all'interno, un po' pazzo, qualcuno, ma lo gran sorpasso, sì. Sì. Sì, amore mio. Superato, Vettel, c'è anche il DRS, perfetto. No, ancora un errore inaccettabile. Mamma mia. Manco male. Attenzione, Vettel ha un problema. Cazzo, Vettel ha perso l'alettone, pazzesco, incredibile. Non so come, o mi ha beccato, o non lo so. Godo, che culo. Attenzione, ho problemi anch'io però, eh. L'alettone è un po' messo male. E Vettel incredibilmente rompe l'alettone, quanto godo. Sto tenere ancora un giro così. Non lo so, probabilmente mi ha beccato, non so che di... No, lunghissimo. Ragazzi, ho problemi anch'io, però sento i problemi dell'alettone. Ai ai ai. Speriamo bene, ragazzi. Sta arrivando Verstappen. Dio Cristo. Ho proprio perso stabilità, fiori. Dobbiamo tenere assolutamente il quarto posto, ma non sarà semplice. Guarda che roba, no, non la tengo più, raga. Non la teniamo più. Ma perché ste robe, Cristo di un Dio.
Carburante 2. Faccio molta più fatica a tenerla in pista adesso. Non ci siamo, Beppe, non ci siamo. Un ritiro intanto, first ritirus. Mi fa piacere. Niente, adesso sembra, forse siamo ripresi, dai. Mamma mia, l'ho sfiorata. Ho sfiorato il paletto. Però seconda parte di gara molto negativa. Prima parte eccezionale o comunque buona. Seconda parte invece negativa. Speriamo di avere un po' di fortuna, attenzione. Io non mi sposto. No, vecchio. Io non ho cambiato traiettoria, questa è la mia traiettoria. Sei tu che devi spostarti. Io sono rimasto là, sei tu che mi sei venuto in bocca. Cazzi tuoi, vecchio. Cazzi tuoi, piccolo Verstappen. Buono. Dai che mancano pochi giri. Siamo tornati un po' nella normalità, anche se la macchina non la sento come prima. Questo è poco ma sicuro. E non c'entra niente il carburante minore o le gomme, proprio la perdita di un pezzo della lettone si sente, fiori. Poi queste telecamere che ti fa venire un po' mal di stomaco, purtroppo è la migliore, però le altre non le faccio neanche vedere, ragazzi, perché sono inaccettabili. Devo prenderla molto meglio qua, niente da fare. Mi fa piacere. Però non può usare il DRS per pochissimo. Dai, altro giro andato. Non ne mancano tanti. Non ne mancano tantissimi come. Per Verstappen è là. Dai, mi sposto perché tanto, se no mi viene in bocca. Buono. Ok, sempre quarto posto. Teniamola, come teniamola. Certo, non ho fatto una gara eccezionale. Ho avuto una seconda parte. Dopo la qualifica mi aspettavo qualcosa di meglio. Ok. Verstappen, qua recupero un po', qua recupero, però poi perdo tanto nella parte finale. Ai ai ai. Verstappen è là, fioi, Verstappen è là. Per tenere il quarto posto non devo più fare errori, chiaramente. Ancora. Mi fa piacere, stavolta veramente impossibile. C'è che ha avuto un contatto in precedenza. Giro record di Rosbiff. Noi comunque non stiamo girando al top, Colpa anche della lettone, secondo me è fatalità da quando ho rotto la lettone, sono più lento di un secondo. Ho meno tenuta di strada. C'è poco da fare. Niente davanti, purtroppo non c'è da bagarre. Abbiamo recuperato bene. Dai, andiamocene via, cazzo. Giro record di Vettel. Vettel non so come ha fatto a rompere la lettone, proprio non ho sentito contatto con me, sinceramente. Poi ci sei anche stato, ma boh, ero davanti, quindi cazzi tuoi, sinceramente, in ogni caso. Però non ho sentito il contatto.
Dori dai, che mancano 2 giri. Mo vedo non mi ha dato problemi di copyright, speriamo bene. Un altro ritiro intanto, dimmi che uno davanti. Dimmi uno davanti. Purtroppo no. Mentre la macchina pende a sinistra in maniera devastante adesso, eh. Mamma mia. Attenzione, era proprio uno davanti. Hamilton ritirato, che culo, siamo terzi, calma. Che culo, siamo terzi, calma. Mamma mia raga, siamo terzi, non ci credo, siamo in zona podio. A 2 giri dalla fine. Si è ritirato Gigi Hamilton. Ecco perché dico che è meglio giocare così. Possono succedere imprevisti. E questo è un imprevisto bello, signori. Questo è un imprevisto veramente bello. Adesso dobbiamo solo tenere. Si è ritirato Gigione e godo. Il leader della corsa si è ritirato. Noi stiamo tenendo benissimo su Verstappen. Proprio bene bene bene. È chiaro che basta un... Stai zitto come. Avete visto anche con sti danni. Basta beccare un paletto e si è ritirato. Cioè, con un paletto ti ritiri ragazzi, hanno fatto i danni come sempre. Li fanno molto estremi nelle mod. Io pago un alettone rotto. Un secondo perdo. Pur con meno carburante, con delle gomme che io preferisco. Grande Hamilton, grazie Gigi che ti sei ritirato. Ti lobbo Gigi, sei un mito Gigi. Final lap, ti prego non mi tradire, Ass. E becchiamoci il podio. Final lap. Comendiano. Finalmente ho fatto un giro più decente. Verstappen a 1,14. Ok. Pochi chilometri separano dall'Haas e Grosjean ha veramente un terzo posto che ha dell'incredibile. Sta sfruttando un ritiro osceno al penultimo giro di Gigi Hamilton. Vai comandino. Merda. Brutto errore qua. Dai comandino, dai comandino. Verstappen è sempre a distanza di sicurezza. Là c'è una macchina che va molto lenta, penso sia un doppiato, spero. Perché Raikkonen sicuramente no. Una Force India. Però come non ti distrarre, Cristo. Vince Nicolino Rosberg, secondo successo per la Mercedes, Gigi alla prima gara, Rosberg fa la seconda. Sembra una Force India questa qua, Sì, una Force India. Problemi per la Force India, va lenta ma non capisco il perché. E noi ragazzi, terzo posto mostruoso la seconda gara con molta fortuna, ma ci siamo. Yes! Grande Come. Prestazione sublime del Come, sì. Non si può dire un cazzo qua. Very good Come. Very, very good. Ritiri per Gigi Hamilton e Marcus Ericsson. Perfetto. 16 punti, quinto posto. Eccolo qua, bello. Era tutta un po' cagata. Ah no, eccola perfetta. Eccola qua. C'era tutta un po' di merda, però va bene. Teniamoci questa tutta via rosa. Piccolo bug, comendiano, va bene. Accettiamolo, questo si può anche accettare. Siamo arrivati terzi. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!